20 anni di liti, dispetti e alla fine anche un pugno in faccia. Tutto è iniziato nel 2004 a San Daniele, quando Carlo Gabrielli, oggi 81 anni, avvia una serie di atti persecutori nei confronti di una coppia di condomini. Dispetti come porte e scudi che sbattono a tutte le ore, parcheggio dell'auto che rende complicato l'accesso ai box e poi l'escalation che porta ad un invito a farsi sotto e le mani alla gola del rivale. Per queste ragioni l'uomo originario di Visignano d'Istria era finito nei guai. Il giudice Mauro Qualizza del Tribunale di Udine nel 2022 lo aveva condannato ad 1 anno e 8 mesi per il reato di stalking, pena successivamente ridotta ad 1 anno dalla Corte d'Appello in secondo grado. Motivo del contendere un ascensore da installare nell'edificio con costi parzialmente coperti da un contributo regionale, che Gabrielli riteneva essere irregolare e per questo motivo contestava l'operazione. Nonostante la condanna, dal 2019 in poi la tensione tra lui e la coppia di condomini è andata via via aumentando. Nel frattempo l'ascensore è stato installato. L'imputato non ha partecipato alle spese, tant'è che non può usufruirne ed è costretto a utilizzare le scale per accedere al suo appartamento. Denunciato nuovamente, Gabrielli, difeso dall'avvocato Consuelo Zanini, è tornato in tribunale. Questa volta però, oltre al reato di atti persecutori, era accusato anche di lesioni aggravate. Secondo quanto riferito dalle parti offese, tra il 2019 e il 2023 l'uomo aveva continuato a offenderli ripetutamente, accusandoli durante le assemblee di condominio di aver rubato energia elettrica. Più volte faceva scattare l'allarme della loro abitazione, mostrava il pugno e minacciava che gliel'avrebbe fatta vedere lui, arrivando infine a colpire la donna al volto, causandone lesioni guaribili in 15 giorni. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba, in continuazione con la sentenza precedente passata in giudicato, ha aumentato la pena di ulteriori 3 mesi, per complessivi 1 anno e 3 mesi di reclusione, più il pagamento di un risarcimento danni alle parti di 8.000 euro complessivi. Il giudice ha concesso la sospensione della pena condizionata al pagamento dei danni entro 6 mesi. Le parti offese erano rappresentate dall'avvocato Patrizio Paolo Palermo.